Siamo tutti in apprensione, d'altronde è una persona che ha segnato la storia del nostro paese, a cui siamo tutti affezionati, soprattutto noi che militiamo in Forza Italia, è sempre stato un punto di riferimento, la persona che ha creato il nostro partito, ma ripeto anche una persona politica di altissimo spessore. Un bollettino medico che parla di polmonite aggravata da una leucemia mielomonocitica. I pensieri dei fedelissimi di Forza Italia sono tutti per le condizioni di salute del leader Silvio Berlusconi. Non è un caso se oggi il coordinatore trevigiano Fabio Chies abbia incontrato il coordinatore regionale Flavio Tosi Fresco di elezione proprio nella sua Verona. Insomma, incontri che si susseguono in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno nella seconda domenica di maggio. Ci sono comuni importanti, c'è il comune capoluogo a Treviso, ma ci sono anche Vedelago, San Biagio di Callate, dove abbiamo la nostra candidata Valentina Pillon. Sarà una sfida entusiasmante. Sono convinto, dice, che nei prossimi anni la posizione di Forza Italia si rafforzerà anche all'interno dell'alleanza. Una risposta, quella del coordinatore provinciale e sindaco di Conegliano, a chi sta associando in queste ore le preoccupazioni per la salute di Silvio Berlusconi a quelle per il futuro di Forza Italia e i nuovi assetti. Da più parti intanto si sono fatti sentire appelli ad una pronta guarigione e pensieri a sottolinearne l'alto spessore politico. Ci sono persone che tutti noi vorremmo fossero immortali per quello che hanno dato alla società nella quale hanno vissuto, al mondo imprenditoriale per il quale è stata una colonna significativa e anche al mondo politico. Quindi quando succedono momenti così difficili da superare non resta altro che pregare e nel contempo sperare che ci siano dei miglioramenti assolutamente significativi. A ricordarlo da Splesiano anche il vice premier Matteo Salvini nel corso del suo discorso di inaugurazione del nuovo tratto della Pedemontana. Un pensiero anche all'amico Silvio, che sicuramente tornerà a casa più in gamba di prima.